Ciao, sono Francesca della Fattoria Didattica La Piccola Campagna. Settembre segna l'inizio di un nuovo anno scolastico, fatto di libri, quaderni e nuove avventure. Per accompagnare questo momento realizzeremo un segnalibro a forma di aquilone, utilizzando la carta che più ci piace. Noi useremo il magazine di Natura Sì. Ci serviranno cartoncino colorato, colla, forbici, filo colorato e carta riciclata. Tagliamo dal cartoncino colorato un rettangolo di circa 8x12 cm. Segniamo la metà sul lato più piccolo e ripieghiamo gli angoli interni fino a formare un triangolo. Ritagliamo ora un triangolo di queste dimensioni e lo incolliamo sul retro. Tracciamo ora delle linee che partono dalla metà inferiore e arrivano agli spigoli del triangolo. E tagliamo lungo le linee. Andiamo ora a decorare la parte davanti del nostro aquilone. Andiamo a utilizzare la carta del magazine Natura Sì. Infine andiamo ad attaccare sul retro il nostro filo colorato. Possiamo personalizzarlo con fiocchi, perline o ciò che più ci piace. Il nostro aquilone è pronto per accompagnare le nostre letture e portare un tocco di colore al nuovo anno scolastico. Natura Sì.